Bentornati e bentrovati a Storia, il programma che ogni giorno vi racconta un pezzettino del mondo occidentale per ritrovare in quel pezzettino parte della nostra storia. Stiamo raccontando del potere del Dionisiaco. Il potere del Dionisiaco è qualcosa che si inserisce nel mondo greco ad un certo punto, tra il VII e il VI secolo a.C., come un culto. Dioniso è il dio dell'ebbrezza, il dio dell'irrazionalità, il dio della violenza. Si percepisce un culto, si costruisce un culto su Dioniso e questo culto ha come fine la disgregazione, ma non una disgregazione distruttrice, una disgregazione generativa. Quindi nella disgregazione dei poteri centrali, nella disgregazione dei vecchi regni, nella disgregazione dei vecchi imperi, nascono le città. E queste città hanno un potere, hanno una forza prima di allora sconosciuta. Hanno la forza e il potere di affermarsi e di costruire un'identità. Ed è così che al termine della prima e della seconda migrazione nascono tante città che sono indipendenti dalla madrepatria. Il potere centrale della madrepatria, il potere centrale della Grecia viene messo fortemente in discussione. Nascono città lungo la costa della Ionia, l'attuale Turchia, l'Asia Minore, e nascono città lungo la costa dell'Italia meridionale, la Magna Grecia. Queste città sono state disaggregate dalla madrepatria, hanno una forza dionisiaca al loro interno, si sono disaggregate, si sono separate e separandosi, disaggregandosi hanno costruito delle nuove identità. In queste città succede qualcosa di interessante, succede che proprio queste città generate dalla forza irrazionale si pongono la domanda su quale sia l'origine di tutto, si pongono la domanda su quale sia il punto da cui tutto parte. È la nascita della filosofia. È la nascita di un pensiero articolato, è la nascita di un pensiero motivato e pensato. Dalla forza irrazionale dionisiaca nasce la città come luogo, come centro in cui gli uomini provano a ritrovare se stessi e provano a codificare e a pensare un ragionamento, una storia. E questa è la forza delle città, e questa è la forza della Ionia del VI secolo, e questo è quello che dà origine alla filosofia. Ne parliamo sempre qui, la settimana prossima, a Storie.